scherzi. Voglio prendere questo pezzettino di carta che è vero, guarda, è la stessa carta, per quello non è che lo buttavo via, bisogna riciclare le cose. A proposito, non hai detto niente di Greta Thunberg, che è venuta a Milano parlando del clima. Tu sei stato in silenzio, conoscendoti, non so il motivo. Cioè tu dici che dovremmo dire qualcosa sul fatto del clima e sul riscaldamento? Te l'ho detto, sì, del clima. Sei stato in silenzio, ho detto strano che Ale non dica niente. Tutto qua. Vabbè, e siamo parlando! Parlamma! Allora io voglio spiegare una cosa una volta e per tutte. Sembra sempre che questo fatto del riscaldamento globale, del clima, sia un fatto che a noi non riguardi. E invece, voglio, ci riguarda quotidianamente. Ma ci avete fatto caso il caldo che facevo quest'estate? Un caldo veramente micidiale. E a un certo punto, talmente del caldo, mi sono avvicinato al mio armadio, a un certo punto è uscito il cappotto di cammello con un bicchiere d'acqua e zucchero in mano e ha detto: Alessà, va a pigliare un bello bicchiere d'acqua e zucchero pure tu, perché un montone è svenuto. 2 bicchieri d'acqua per riprendere un montone. Sono uscito nel giardino e ho visto uno scarafaggio. Ho preso l'insetticida, l'ho spruzzato sopra, facevo scarafaggio. Bravo, lo sto raffrescando un po', bravo. Signori, con questo calore non si capisce niente. Addirittura nella mia camera da letto ho messo il pinguino, sapete il condizionatore? Sono uscito, poi sono ritornato la sera, non ho trovato più il pinguino, c'era solo un biglietto e sopra c'era scritto: me ne sono andato, perché se devo morire voglio morire a casa mia. E allora, che vogliamo fare con questo clima? Prima fa freddo, poi fa caldo. Pure i venditori sulla spiaggia non capiscono più niente. Niente, da un lato tenevano la cesta con il cocco e da un altro lato vendevano le castagne. E allora, signori, per concludere, a Milano c'è stato questo grande incontro sul clima. Greta Thunberg ha detto che sul clima i potenti dicono solamente bla bla bla. Per dire che dicono un sacco di cose, ma poi alla fine sono solamente cose inutili. Allora io vorrei dire una cosa, invece di fare tanti sprechi, io inizierei a sprecare di meno soprattutto le parole. Ecco, fare la differenziata pure sulle parole, proprio per non sprecarle. Da un lato mettere le cose belle, importanti, preziose, e da un lato mettesse tutte fassari nell'indifferenziata, che non ci serva proprio. E a questo punto, visto che non devo sprecare le parole, lo sono zitto pure io. Che è venuto sul riscaldamento, capito che è venuto? Mi è venuto sul riscaldamento. Dammi 5. Pronto? Sì? Greta Thunberg? E No. t'aggia trattata. Ero io comunque che ti parlavo, ero